Preferisci il termine vescovo rock o vescovo del sorriso? Se devo scegliere fra i due preferisco vescovo del sorriso. Vescovo del sorriso. Ripartiamo dall'ultimo commento nell'incontro finale con i giornalisti di domenica sera per raccontare Treviso il giorno dopo l'arrivo del vescovo Michele in città. Ripartiamo dal suo sorriso che ha conquistato tutti, cittadini e autorità. Un bel inizio, una bella figura, direi che poi dovremo confrontarci, si parlerà, ma insomma gli obiettivi sono comuni, no? Il benessere della comunità e che questa comunità continui a crescere. Non dimentichiamoci che è una comunità che ha una persona nel 5 che fa volontariato e questo va nella direzione di ancora una volta di sancire e stabilire che le radici cristiane, profondamente cristiane e cattoliche della nostra comunità sono leggibili, a prescindere che uno creda o non creda. Oltre al sorriso ha colpito l'età, un vescovo giovane nella provincia dove sono molti i sindaci giovani, ad iniziare dal primo cittadino di Treviso. Credo che lui abbia già cominciato dal punto di vista giusto, che è quello dei giovani, l'ha sempre detto. Credo che ci sarà una grande sintonia anche con questa amministrazione e, come ho detto anche nel discorso, consumeremo tanti paia di scarpe insieme, perché il cammino che ieri è cominciato sarà lungo e porterà tanti risultati, tanta soddisfazione per i nostri cittadini. Un vescovo giovane tra i giovani anche alla guida delle associazioni del mondo produttivo. Abbiamo un sindaco giovane, abbiamo un presidente giovane, abbiamo un vescovo giovane. Treviso si sta rinnovando, si sta ringiovanendo. Si sta ringiovanendo anagraficamente parlando, in realtà c'è una comunanza di linguaggi e questo facilita la condivisione, facilita credo anche la crescita e lo sviluppo. Vescovo che però non dimentica anche gli anziani, che presto incontrerà nelle strutture dell'ISRA. È stato uno dei primi argomenti che abbiamo toccato. Ho visto che è molto molto sensibile sia ai giovani che agli anziani e devo dire che ha nominato più volte la parola amore per qualsiasi cosa noi facciamo, per qualsiasi lavoro, e quindi questo è determinante per chi fa il nostro lavoro.